Nel 2018 hanno dimostrato che le uova di insetto stecco possono resistere alla digestione da parte di un uccello. In altre parole, un insetto stecco femmina potrebbe farsi mangiare da un uccello per disperdere le proprie uova e quindi riprodursi in maniera più efficace. Non sappiamo se ciò avvenga veramente in natura. Sarebbe una strategia simile a quella delle piante, no? Che fanno i frutti perché vengano mangiati e quindi utilizzare gli animali per poi disperdere i propri semi, che per le piante sarebbero i figli. Ciao dalla Casa delle Farfalle, siamo Manuele e Francesco e questi sono gli sciottini di X vs Y Tutto quello che non sapevate di voler sapere. sulla scienza della riproduzione. Dai, Devo dire adesso forse, no? no, più che altro c'ho l'insetto stecco nell'occhio. Ho sbagliato perché non dovevo dire di Bordano, dovevo dire sciottini. E io cosa dovevo dire dopo? Niente. Appena detto su? Ma dai che stavo scherzando!